La disorganizzazione iniziale nel piano vaccinale è nota e questo a mio giudizio è avvenuta sia perché il sistema di prenotazioni non era preparato e pronto a gestire una campagna di massa come questa, sia perché il numero di punti vaccinali che la Regione ha organizzato era ed è attualmente insufficiente rispetto invece alla necessità di una vaccinazione che procede in maniera molto capillare. Aggiungo anche, a mio giudizio, il tardivo coinvolgimento dei medici di medicina generale, che avrebbe fin dall'inizio potuto dare un contributo migliorativo alla campagna vaccinale, e molte delle difficoltà iniziali di cui vi parlavo non sono ancora state superate, e mi riferisco in particolar modo alla vaccinazione dei soggetti fragili o con patologie che meriterebbero priorità. Penso alla disabilità, che ancora oggi non sono in grado di essere prenotati nel sistema regionale. Mi riferisco a tutti i pazienti fragili con delle patologie specifiche indicate dal piano vaccinale nazionale, che spesso in questa regione ancora non hanno trovato la prima dose del vaccino, e mi riferisco in particolar modo a questi 38.000 altri vaccinati che ad oggi, dopo settimane di richieste, ancora non sappiamo chi siano.